Ma davvero c'è chi pensa ancora che il friulano è un dialetto? Ed è vero che in Friuli si pensa solo ad investire sul mattone o che al friulano viene l'allergia a sentir parlare di Trieste e triestini? A levare ogni dubbio ci hanno pensato loro, due gruppi di attori comici irresistibili che insieme a un conduttore giornalista hanno reso la prima serata del Fake News Festival di Udine a dir poco esilarante al pubblico presente al Teatro Palamostro di Udine. Sul palco, in questa singolare disfida, i Papu, celebre coppia di attori comici che da oltre 30 anni racconta le bellezze e le contraddizioni di questo mondo, e Mataran, la seguitissima rivista di satira, umorismo e fumetti prodotta in Friuli Venezia Giulia e coordinata da David Benvenuto e Marco Tonus, due tra le più amate formazioni comiche friulane tra verità e stereotipi, dandosi battaglia a colpi di improvvisazione in un game show da prima serata condotta dal giornalista e critico cinematografico televisivo Giampaolo Polesini. Il titolo dell'evento, Il Friulano un dialetto, è stato il primo atto della sfida, una battaglia a colpi di risate sulle fake news legate al nostro territorio che ha coinvolto il pubblico in sala. Come preannunciato alla vigilia da parte degli organizzatori, il festival dedicato alle fake news offre anche momenti di intrattenimento e ilarità e le sorprese non sono finite. Fake News Festival è in programma a Udine fino a domenica 19 novembre con molti panel e ospiti dedicati al tema delle notizie false o bufale, sempre più presenti e diffuse attraverso i social media e social network.